moment important la programmation de cet espace culturel de la ville, celui d'Aziti Manadiali. Bien entendu, vous avez été, comme beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup de programmations retardées. C'est la raison pour laquelle nous vous accueillons en début de saison et non pas en fin de saison. Nous apprécions chaque année votre programmation qui est toujours de qualité et en direction de tous les âges de notre société, aussi bien les adultes que les personnes âgées que les enfants retrouvent pendant cette semaine des choses importantes, du théâtre, de la littérature. Ce soir, un livre ô combien important que vous nous présentez, étant donné que cette mémoire de nos villages disparaît avec nos anciens. Et quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme vous qui veut bien consacrer son temps à poser des questions, à sortir les documents, eh bien écoutez, ça fait revivre ce monde rural qui disparaît malheureusement parce que les anciens ne passent plus le relais et la mémoire. Donc un livre comme celui que vous nous présentez ce soir, je pense que beaucoup de gens devraient faire comme vous, nous-mêmes, dans nos propres villages. C'est vrai qu'on ne trouve pas le temps. Et donc, félicitations d'avoir eu cette persévérance et de présenter ce soir un ouvrage qui fait revivre un petit village du Niol. Dieu sait que c'est le cœur de la Corse et que les traditions y sont très fortes et que les souvenirs sont encore très vivaces. Donc je pense que tous les gens qui ont la chance d'être là ce soir, parce que malheureusement, beaucoup de gens n'osent plus même passer les portes, alors que toutes les mesures de sécurité sont là pour accueillir. J'espère que pendant la semaine, les gens comprendront qu'il n'y a pas de danger, qu'on peut venir et que toutes les mesures ont été prises et qu'il n'y a aucun problème. Donc je pense que tout le monde va avoir plaisir à vous écouter. Allora, vi ringrazio per questa presentazione, buonasera a tutti. Ed è un affare importante per me, di lei con gli anziani, con i vecchi, con noi. Cioè di che ha giocato un lavoro di ricerca due paesi di mamma, cioè che spieghi prima, i parenti sono tramite io, un abu di Rossi, Gianni, a mamma di Goscia, ma prima quindi ai più per due paesi sono sempre stato un uomo a casa, dopo l'abitudine di passare la statina quando era zitelo con la mamma in Rossi, facevi per me Goscia, ci stavo, ma mica di più, preferirei essere Rossi. E aveva possibilità ad equilibrato e chi aveva possibilità che sono cosciente anche io che è arrivato il lavoro di per mettere su paese a sua ricchezza intellettuale, poetica, in valore e umana così. E dunque è vero che quando si va a una ricerca, perché prima io cercavo soprattutto a imparare per la corso a 40 anni e ad imparare a 27 anni, non su capire sicuro appena, mica tutto, quando a mia mamma ne parlava non capiva nulla, facevo sforzo non capiva nulla. Donc ho fatto uno sforzo a incoprire questi professori da un continente e si va a registrava da vincere una conversazione in corso, registrava e poi mi sono messo io di parlare più che lui, anche facendo gli sbagli prima. E dopo, sicuro che tutti questi registramenti mi interessano per ciò che la gente dice, per il suo contenuto, mica solo per la forma e per la lingua. E è vero che quando un libro è sortito, qualche persona, come è naturale, è diventato naturale, ma non è importante per la lingua. Sicuro che si vede la lingua, la sua evoluzione, si vede di noi che c'erano i francesumi di già nell'anno 20, che c'era un poeta forte, che è morto in guerra di 40, Giuseppe Sargente, maestracci, che diceva che lui arrosava il paese, a già nell'anno 20. Dunque, sicuro che per la lingua è interessante, ma ora ha cambiato la mia maniera di vedere e ha capito che era il fondo che contava. Questo ha capito anche per chi vogliamo rispondere. Sicuro che vogliamo rispondere, cioè sapere magistrare la lingua, ma ha rimarcato che la gente, soprattutto, si primuravano di senso. E una canzone subito dice non ha mica senso, anche se la rima. Dunque, la lingua era
abbiamo prima entrato in questo lavoro e poi abbiamo cambiato e abbiamo visto che la gente dicevano, trasmettevano piccole ballate così, piccole strovolette, mica lunghe, conoscevano i pezzi, una canzone, dicevano peccato questo non la conosco mica, poi mi dicevano due ballate. Poi abbiamo detto, questa roba non c'è mica lasciata aperta, non c'è mica lasciata passare e mi sono azzingato, abbiamo cominciato a scrivere là, abbiamo cominciato a copiare tutto ciò che mi dicevano. E per ripigliare, perché la conferenza è arrivata parecchie volte e cerco di cambiare appena ogni volta, allora ma poi non so chi vede per presentare. Di avere prima si pensa sempre che i più anziani, i più vecchi sono quelli che trasmettono più. Sicuro è interessante, ma ho rimarcato, tutto cercando, che anche i più giovani hanno un peso nella memoria e che certe volte trasmettevano un'informazione, mi dicevano anche, bon, io non la conosco mica, ma va bene un cugino, poi certi non sapevano mica che un fratello era un continente, ne sapevano anche più, anche per essere partito e per un bene più tanto il paese. Abbiamo la fortuna quando entrato di finire questo lavoro di scrittura, di avere un numero di localisti che stanno nel continente, dove l'ho chiamato per una canzone di Uabo, mi ha detto, ma io di Uabo conosco appena quella urbana Bartolo che è un libro, ma ne conosco un altro motivo, ma ti do una mezz'ora, scrivia tutto ciò che lui diceva. Dunque, piano piano ho capito che quando noi cerchiamo abbiamo certe idee, che i vecchi ne sanno di più che i giovani. Certe volte ci sono i vecchi che non sanno nulla, non si interessano mica alla poesia, non sanno nulla per ciò che mi interessava a me, ma domandavo di famiglie, di genealogia, forse mai hanno insegnato, ma infatti di poesia, certe volte una persona non sapeva mica. E dunque ho cercato a bere tutto il mondo, per questo che in questo paese di Goscia, che è un paese sparso, mica colto, c'è 7 paesoli, non ci conosciamo mica tutti, certe volte ci sono i matrimoni, ci sono le di famiglia, ma quantunque c'è una certa ignoranza di origine in Goscia, speciale questo paese. Ci sono anche certe volte lì, dei babuli, tra di paesoli. Si va a girare, dirà a Goscia, Cavalera ci andava appena che c'era i cugini buone, ma i paesi sultani, lasci i paesoli, non ci andava mai. In certe case, in certi paesoli ci sono introdotto una casa a 27 anni, per la prima volta, a 30 anni. E dunque, abbiamo fatto un giro un paese, abbiamo cercato il più possibile di vedere tutto il mondo l'abbiamo mica visto, per questo c'è sempre la roba, chi bene, chi sorte, quando scopro gli altri che vengono scapponi, vengono a passare 5 giorni una volta l'anno in un paese, cioè a cascadanta e certe volte si vede che hanno i vonti, hanno i ritratti vecchi, sanno l'affari, dicono ma c'è un poeta in casa, un me, un babone, un zio, eccetera. Dunque c'è tanto un lavoro a fare, non è un affare finito per riviare di nostra idea di qualcosa di vivo, dopo la devo spiegare appena meglio questa. E dunque gira che finalmente non abbiamo mica riuscito a seguire una metoda precisa. Sono professore di filosofia, certe volte i filosofi facevano anche appena d'antropologia, e io un collega che ha un cubino di un corso che sta in continente, che è professore in continente, mica corso, che un giorno mi voleva lasciare un manuale per fare un'inchiesta etnologica, per questionare la gente, per fare domande. Ha detto no, non voglio mica seguire la metoda e di una certa maniera posso dire che ogni persona è una metoda, ogni persona permette alla gente che questa relazione che ha con lei, che è qualcosa di speciale, non sa mai stare amica forse, capace di fargli parlare, capace di balizzare qualcosa. Questo abbiamo imparato, dunque abbiamo cercato di stare il più naturale possibile. E passando il tempo guaiante, piano piano, parlando così, la memoria veniva, interessava tutto. Domandavo, poesie le conosci, poesie no, poco parlavamo così, da sto resto, ma allora tu si un violone, va bene? Poi dopo veniva una poesia, ma ci ho lasciato 2 ore, 3 ore con la persona certe volte.
bon, che erano contenti di parte di noi, so che li sappiano. E dunque so che poi gira, chi ci vuole, mica noi così, ma ciò che poi gira, chi ci andava a più tempo di parlare con la gente, interessarsi alla gente. E ciò che ho visto così in paese, di chi per più ignoranza di una persona all'altra, venire da un fatto che una persona crea non era mica interessante, quella è una parola che si sente spesso, quello non è mica interessante, un parlanimo. Poi ho visto che certe volte queste persone che parlavano in lingua scrivevano, lasciavano gli scavi, e trovo anche poesia a un pastore che ci usa gradere un libro castagnone, perché parlava in lingua, questo pastore, ma iscritti la via in casa, e quel che sia l'ha raccolti. Questa è una sorpresa che ho avuto sono pochi mesi, un mese e uno, e ho già qualche ballata di canzone, dunque di Paul Santucci, di fratello di Francesco Castagnone, personaggio importante per me, per un libro, per la qualità delle sue poesie, la qualità umana, e che, bon, se ne è morto di enaggio. Allora, dunque, ciò che dica, che quando ho principiato questo lavoro, infatti, non era mica un lavoro prima, era un interesse per le poesie. E beh, c'erano delle persone, un amico e poeta, Achille Santucci, l'ammento del libro prima, che mi dicevano è tutto finito, non c'è più nulla, non troverai più, e diceva peccato, se era una adunanza, c'eravamo mamma che faceva poesie tutti i giorni, cantava quando andava a Fontana, c'era, lamentava i nomi, Ciccolona, faceva le poesie in tempi di lezione, e dunque ha detto peccato, si è andato troppo tardi. Ma mica è tu quello che ne faceva. Dunque io prima andavo a bere i più vecchi, e cercavo roba vecchia. E infatti, come ha scritto il libro, ho trovato questa formula, questa maniera lì, cercavo il passato, poi ho trovato il presente. Ho trovato assai gente che campano sempre, che scrivevano. E dunque cercavo qualcosa e ho trovato questo. E poi, dopo so che si è passato in noi, che è importante, di che cercando il passato di trovo il presente, poi di trovo anche l'avvenire, so così. Perché un giorno una persona che può un libro, Fanfanello, Francesco Galisti, mi ha chiamato, perché io l'avevo visto per la poesia di Usoabo, di a sua mamma non è mica tanto a fare, non è mica solo a sua pagina, ma c'erano i fondi. E poi lui, quando era più giovane, mi ha improvvisato, non mica troppo viato, non ha più troppo coraggio a improvvisare, donc l'ho teso una volta una ballata, ma questa non la faccio più. E mi ha fatto poesie, ha fatto una poesia in cui il soggetto era lo sporting, ci ha appena di tutto un libro, veramente di tutto. C'è mica piccoli soggetti e parla di tutto, di tutte le cose della vita. E un giorno mi chiama e mi dice: sai Jean-Luc, ti ha giocato una poesia nuova, e questa non l'aspettava mica. Si fa di dopo, ho visto anche un Albertini di Sorbu, che ha famiglia sorte di Gorcia, dunque una settimana fa, che improvviseggia, ho passato comando, ho detto allora, me ne scrivete una. Dunque, ho cambiato a mia maniera di vedere, appoggiandomi non da occhialiente di gira o vagia. E si va di certe poesie che sono nel libro, che certi si sono trovati poeti, si sono scoperti poeti, hanno provato, hanno riuscito. Certe poesie che sono nel libro non sarebbero mica state fatte, non era mica passato. Per questo che dico, cercavo il passato, ha trovato il presente e ha permesso a un avvenire da presente. Per questo che il carattere bio di questa tradizione, che è veramente una tradizione, una lea tra il passato, il presente e l'avvenire, possui questa tradizione, non so più come devo cominciare a parlare, ma questa tradizione è qualcosa che si continua a dire. È un anno che io mi sono sortito, aiuterò per più, dunque, perché non un solo paese, 89 autori, 25 autori più che aiuterò una vallata a Uglie, a Pizzadeli, così,
facei già assai, e poi di voi a sortita un libro, ne ho 27 in più. 27, ha spiegato noi che abbiamo messo in due libri, dunque Poeti Borchic, che hanno campato un corso, e poi assai, un'epoca, una regina, poco preso, 10, 12 poeti, che sono di Raiga Borchic, che sono di razza Borchic, perché c'era in un paese di pastori, e chiediavano, Casinca, certi nascono, sono andato in nascono, sono discendenti qui, poeti, come uomo, che chiedono il libro, Stefano Mestracci, dunque certe volte famiglie che se ne sono andate non tempo, tempi fa, in tempi di Cardinio, nel 1774, ma a lei c'era, e Stefano è quello in corsa, trovato qualche sia che sapeva dove era a casa di un antenato che era partuto, dunque c'era una memoria forte, veramente, ma ho avuto questa fortuna di trovare questa persona che sapeva a casa la porta, o da razzolo. E dunque, dice che abbiamo messo dunque, una regina, manco qui, una regina penso di poeti, casinchesi, ma di nome Libertini, ci sono i santucci daligiani. Dunque, quando dico che ne abbiamo 27 in più, c'è 3 poeti daligiani santucci, 2 fratelli e un nipote, Pedro Santucci, che ha anche scritto per Angela Codentini, canzone per Pedro Belfucci, dunque c'è un uomo così, ma in questa famiglia di droga per Hawa che ce n'era 11 che erano poeti. Ci sono che poeseggiano così, senza scrivere, ci sono che scrivono, che manuali 2 o 3 canzoni, e già c'è di tutto. C'è un giornalista, Paul Mathieu Santucci, e di questa famiglia qui, c'è un figlio di poeti, Paul Santucci, e quando ha fatto un articolo per Corso Matin, non trovo un libro, ha fatto 3 o 4 ballate, dicendo che era anche lui sorte di gauche, che scopriva un pezzo della storia, e tocca tira, ha detto anche come un poesia. Dunque c'è veramente una ricchezza, e so che quando parlavo anche come editore alla piazzola, dicevo, ma abbiamo tardi perché c'era troppo roba che io dia, e abbiamo avuto a scegliere una data, di scelto 6 agosto a questo paese, in 2019, per sortire un libro. Si va di bon, c'è qualche sbaglio, con la unica avuto tempo di dire, bon, ha arrivato, so che abbiamo vissuto, e non c'era mica tutto ciò che aspettava. E cioè di voi un anno, 27 voi di più, assai. Senza contare che, allora, questo qui, l'abbiamo già presentato questo libro, c'è roba di noi, conferenze, su internet, su YouTube, ce n'è una tutta in francese, su YouTube, che si chiama Ils faisaient leur poésie comme ils faisaient leur pain, abbiamo presentato un libro di una certa maniera, perché era un festival di un amico che sorta anche di Gorcia a Longa, Pierre-François Maestracci, che ha un stabilimento in patrimonio, e fa un festival che sta in un'amica Mussudo, che si chiama Rivelazione, e ha dei matti che gira urbane, allora si mette a fare urbane, o ranoe, che la ritrovato, e si trova che ha un parente, si chiamava come me, Jean-Luc Logiani, che se ne è morto anche di poco, che mi diceva, sai, i poeti, era il Galagocello, diceva, sai, i nostri poeti facevano le poesie come li facevano urbane. E mi sono appoggiato in te per spiegare che la roba che si trova qui è vera, tanto c'è roba pubblicata, c'è qualche poeta appena più sapiente che l'altro, ma mica tanto. È roba semplice, è roba casana. Sono poesie che a gente facevano in casa per i sogni, con gusto degli sogni, per far piacere ai sogni, e ciò che ci interessa forse a noi è che queste poesie non erano mica fatte per essere state pubblicate. Sono sicuro che la maggior parte di quelli che sono nel libro, che sono morti, di un pezzo, non hanno mai creduto che un giorno questa poesia, qualche pezzo di questa poesia saranno pubblicate. C'è un poeta Madalò, Marco Maria Santucci, che fa una poesia dove lo va a rispondere a sua moglie per l'anniversario, per sapere ciò che l'hanno mangiato, che veramente è
prima interessa solo la famiglia sola, ma a noi ci interessa di vedere ciò che si buiamente attendo per un ribasso d'anniversario importante, anche se forse la giusta pena, perché la roba c'è, non è mica come da canzone conosciuta da Uranzetto, ma la roba, bon, forse cambia, se si arrangia bene con la verità. Ma questa poesia qui c'è una poesia per Amoglia, c'è una nanna vata da Piero Santucci, Pedro Francesco Santucci, per sua figliola. Dunque, invece di cantare le canzoni conosciute, Nina, mia diletta, o bon, le canzoni più conosciute che tutto il mondo canta, che si può anche comprare nei dischi e passare in casa, e beh, faceva le sue poesie per i soli, con un nome di persone. E tutto questo di qualcosa che io ho scoperto in una certa maniera. Per cui che non solo ha pubblicato queste poesie, ma ha anche tenuto conto a maniera di vedere il senso di poesie, il senso di ciò che lei fa una poesia per questa gente. E ciò che conta alla diventa di un fondo di sincerità. Guarda un brojo maestracci che ha dedicato un libro, c'è 4-5 persone che un libro è dedicato a lei. Mi dice, questa è sincera, più che bella, a Igia non è bella, ma dicevano che è sincera la poesia. Ciò che li cercavano era la sincerità, ciò che tocca, ciò che va diritto, senza cercare a fiorisce la poesia, a giusta fiore, figure di stile, metafore, roba così. E dunque mi sono visto che so che gli chiamavano le più belle poesie, non era mica ciò che io, e forse la maggior parte di noi, consideravamo le più belle. Non era mica la forma che contava, era il mondo, e il mondo si trova che era la vita di tutti gli uomini, la vita a portata di tutti. Dunque, veramente è una lezione che ha cambiato, per cui che in 7 anni ha cambiato completamente la maniera di vedere il senso della poesia, diciamo di una maniera la poesia, mica per disprezzare le altre poesie più ricercate, e cioè le dica che io di noi scrivo e che sarebbe, penso, incapace, veramente incapace, che ci è passata a scuola e la Ducavo, come tutti. E sarebbe incapace di fare certe poesie semplici come le sono d'un libro. Per darvi un esempio, perché questa mi piace assai, poi di più chi dirà, per mostrare che veramente mi sono interessato a tutti, Buedo, Carlino Baccioni, si è rappresentato a Meria contro Moabone, e l'Aiao a tutto, dunque erano nemici, ma la sua poesia non è più bella un libro, non è più bella un libro. E certi sanno che è una storia appena più complicata. Dunque, ha scritto una poesia, ha lasciato le parole come le so, c'è una piccola parola, parla in ebrei, ma la persona che mi ha trasmesso mi ha detto che il il senso di gente che gli giravano un tondo, e poi di tutta maniera ce la lascia la parola come lei, non ha più mica cambiato, l'ho scritto, e scrive per la sua seconda voglia, e dice così perché è un momento dato forse giustamente la gente dice non sta mica con lui, e si era gonfiato a un altro poeta, Antoine Versini, che mi ha trasmesso questa poesia, l'ha ritrovata. Un giorno mi ha chiamato da Marsiglia e ha detto: "Ho ritrovata la famosa poesia", e dice così: Maria Santa e Carlino, innamorati di un cuore, o di Genoa e radio hanno rotto l'amore. Fatto adio sto lamento e Ramon 76, Maria Santa per me era accompagnata da ebrei, non ti sto voglio garta a riposare il mio pensiero. Sta assento Maria Sa, quanto mi varia piacere, d'unisce la nostra sorte, stamine sempre con te, e di do più belli giorni, passa di linea con me. T'ha detto tante volte, seguidandoti alle tracce, che con te buoni amore un giorno non le doracce, poi sentirà l'insame il paese igualaracce. Sono talissi più da avere, so più contento di muore, ma non ne troverai più un uomo così di cuore. So più contento di muore se non è un nostro destino, mi sentia fortunato quando davi a vicino, o di un pensi più a me o di scordi Carlino.
c'è una semplicità e una somicava nella poesia così. Una somicava. E ciò che dica che in Iolu c'è un paese che è conosciuto per i suoi poeti, famoso per i suoi poeti, è un paese di Lozzi, di Lacquare, con un nome Pampagiolo per canzone e poi per improvvisare, e poi mi rispondi, e per Puvlori e lui, che ha scritto assai, che stava andando. Ma c'è assai altri poeti e un amico, Olivier Ansek, professore di corso, che prepara di poi assai tempo, una ventina d'anni, un'antologia di poeti di Lozzi. Ce n'era stata una, fatta da Marcella Acquaviva, ma non aveva fatto che amica di un paese, c'è la quale Lozzi, e ahí c'è un po' subicavando questo piccolo libro, a raccolta di tutto. Dunque Olivier lavora in Antaquè e ha assai roba, assai più roba che ha due. Per un poeta Domenico Vlori, autore Vlori, mi ha detto di 350 poesie. La famiglia ha tenuto tutto, scrive assai, 350, cioè fa una scelta. E il più che ha avuto è 25, e poi fuori quelli da qua che forse certi hanno scritto assai, ma di vecchi. E dunque questo paese di Lozzi è conosciuto e famoso per i suoi poeti, e cioè di che queste poesie, e io pensavo che la poesia era stessa dappertutto in corso, ma queste poesie sono più travagliate. Allora forse chi questi autori erano più capaci e facevano a scuola meglio di forse questi autori di gauche, in una certa maniera hanno libro. In una certa maniera, tra ciò che ho detto qui e piemo una canzone di Pampagiolo, e deve avere la differenza, la maniera di pensare, che dice radio un'altra bellezza, ma che è più complicata. Pampagiolo scrive nella novantata della Villetta: a titolo d'amicizia, credo di farmi un dovere, fando broa di franchigia e domo di non avere, per te, luminosa stella, consagro il mio sapere. Parla di uso sapere. Vous savez, di Goscinchi, forse era poco, c'era augure, ma vous savez, era poco. Ce n'è uno ui, su Garlino, maestraci, su Java Prede, commenta Cesare, Alexandre le Grand, ancora Cristo, ma appena di religione, affari così, ma lascia piuttosto poca cultura in Gerardo, assai naturale, ma poca cultura forse. E di un naturale che qui faceva poesia ancora, più che Lozzi. E continuai a Pampagiolo, udo garattare d'oro distinte la tua persona, di azideles e la fiore, di dignità la padrona, di l'onore e della stima degna di portare a corona. Sono affari di Coscinco, quelli che più trovo, e ce ne assai, forse non era l'unica scritta. E un giorno presentava di settembre, dunque il 2019, o principio d'ottobre, in Morosaia, c'era una riunione, girava poesia, e presentava un mio lavoro, un mio libro, e Olivier presentava la sua visione a poesia. E ha parlato prima che me, ha detto, per me la poesia non è mica solo la rima, se da consente, ha detto, cioè che non ci sia qualcosa in più, cioè qualcosa in più. Dunque, sicuro qualcosa in più, ma voglio che Luzinchi e faccia veramente nel monteso, Pampagiolo, e poesie magnifiche, veramente ricercate bene, ma forse ne aggiustano sempre troppo, appena troppo, dice Radio, forse, se lo si può dire, se lo si può permettere. E io dopo introito, che è tutto in francese, c'è 140 pagine in francese di presentazione, e rifletto anche su che lei è un poeta per questa gente, che per più certe volte dicono noi non siamo mica poeti, non siamo mica un grande poeta, invece che Luzinchi ha questo orgoglio di essere poeta. E ho scelto una di quelle che mi piace di più, dall'introito, che si ritrova dopo, allora quella che ha fatto questa poesia per suo marito, la chiamavano Lucia Amora. Lucia me, mi detta Lucia Amora, e infatti il cognome era quello del marito, il marito chiamava non suo morto. E quest'uomo è morto, se non mi sbaglio, in 16, ma mica in guerra, che era già anziano. E questa Lucia, dunque, allora, cioè sapere che
suo marito, dunque suo moro, Pedro Francesco, giocava assai e forse perdia assai i soldi. Dunque giocava a Santa e faceva una poesia corta che è stata trasmessa, di Achille Santucci che l'ha copiata, di qualche sia che l'ha trasmessa, e faceva una piccola poesia dove la dice che quando lo multava dalla Santa non gli faceva mica rimproveri e dice così: e quando Pedro Francesco di un dia arriva a partita mi trova mai scontenta, mai una volta traita, un poia di più quando lo dice a Lucia. E metto questa parola perché fa rima con il nome a ella e dice, allora Olivier ne ha anche parlato e dunque l'avrebbe spiegato di più del libro se hai inteso Olivier in sé prima. Infatti dice una amica bisogno di aggiustare un moviore, di dignità padrona per dire le parole con Pajolo, che aggiustava, forse questa persona si merdava a Migela che gli faceva l'ora, ma qui dice a mio marito ci teniamo, è diretto, va diretto a augure, da augure a augure, dice a Lucia come le si tenivano, gli faceva mica rimproveri per aver perso i soldi e per aver giocato. E questa semplicità ha giocato, dunque c'è 4 capitoli nell'introito e il quarto si chiama Eloge della Semplicità. Eloge della Semplicità, c'è una certa maniera, dunque non come cercare, io ce l'ho che cerchi, sa di avere una poesia semplice, ma per lei la semplicità, sinfonia, semplicità. E dunque mi sono visto che queste poesie hanno comunque qualcosa di speciale. Allora, come dice la persona che, mi scuso, non ho mica domandato il suo nome, la persona che mi ha presentato, cioè a fare questo lavoro in tutti i paesi, in altri paesi. Ci sono che hanno principiato, c'è un giovane di Casamaccio che mi ha detto che aveva la stessa fare, un giovane che ha 18 anni, che è venuto a stare assente, ha detto io la avevo in Casamaccio, la buona. La già io a roba che dice. Dopo c'è un altro pedrago, Francesco Lugiani, ha detto c'è la roba in pedrago in paese, diciamo dalla sua famiglia, e lui stesso qui, e c'è un altro in Campine che mi ha detto faceva girare le case e registrava niente. Dunque, a roba c'è, ma quando il mio mondo non si era così in tutti i paesi, prima forse avrebbe pensato che c'era mica ragione che ci sia più poeti in un paese che in un altro, ma ora penso che mica forse è un caso e non si può mica rispondere non su dove fatto questo lavoro, ma voglio dire che questo lavoro si può sempre fare, perché io, come ho detto, ne ho trovato torna a 25 di più, dunque l'affare non era mica finito, non ho mica fatto il giro. Poi, allora c'è un'altra affare che ho scritto a lista di tutti quelli che facevano poesie di maniera sicura, che certi l'hanno tesi o amavano tesi, bugiaravano i suoi morti, componevano una canzone a un soggetto, e ne hanno quasi una cinquantina, mi pare 46, 47. Allora questi che hanno campato un corso e che mancano nel libro, 46, 47. Dopo hanno di una roba senza autori, canzoni cantate in paese, forse fatte in paese, c'è torna registramento, c'è torna gente che cercano in casa, c'è una paesana che mi ha detto io ho un cahier pieno di poesie scritte in casa, e c'è dire una casa di poeti. Questo lavoro si può sempre fare e io dicevo che forse dopo potremmo, penso di aver detto più importante, mi pare, potremmo forse rispondere alle domande se voi ne avete, ma io dicevo che quando le dicono è tutto finito, non c'è più nulla, basta presentare un libro e dire bon, se non c'è mica a credere che c'è un problema che dice poco va già sai, c'è sempre qualcos'ella e sommettiamo tutto, raccogliamo tutti questi pezzi, forse un cosumante per un avvenire. C'è gente che soprattutto di una piccola vallata che l'hanno fatto può aver facendo le poesie. L'affare si è sviluppato due capo, due maniera di essere. Ci sono che si sono messi a fare di rispondere.
ce n'è uno, Stefano Benciolè, gli ha provato a rispondere addirittura alla prima volta, durante un quarto d'ora, così, perché eravamo tra amici. Allora ci sono le prime poesie in un libro, che ci viene a 55 anni, ma ora scrive tutti i giorni, certe volte scrive 3, ha detto certe volte, certi giorni ha scritto 5 poesie, e io scrivo poco, un'altra maniera di va, ma lui scrive, assai, certe volte si ripete, ma certe volte ci sono delle cose veramente interessanti, è semplice, all'antica in generale, due tradizioni, e poi si è messa a fare delle risposte. E dunque penso che se giù la ridane forse qualcosa che abbiamo imparato io, che lavorando si trova sempre a roba, e che forse, la nostra cultura, la nostra cucina, borsa, va bene, la nostra cultura non è mica morta, penso mica. Ecco. Se c'è qualche domanda, se volete che vi legga una poesia, che vi legga un una, è possibile, io chantare. Quanto sempre a stessa di una poesia di Francesca Vesperini, che era nata a Santucci, era maritata, e improvvisava suo marito, anche i violi in brojo, c'è sei registramenti in brojo, Vesperini, Madò, a Sorella e noi. Ma ha detto anche Madò che un giorno i parenti, che erano buoni di Raminduia, Francesca e Piero Vesperini, hanno fatto a Baracca Santa, a Gnolo. E lui di e Piero si è aiutato tutto. E ha detto, eravamo in bitura, hanno fatto già mi rispondi, da Gnolo sino a Pedramoneda, dove stavano, in un'osteria. Ha detto, noi diciamo, lasciate il d'oro, si stavano che abbiamo fatto a Santa, si sono contrastati tutto il viaggio. E Francesca, ma fortuna che l'hanno registrata, cioè chiamata Desermi, che l'ha registrata. Non l'ha mica conosciuta. Sono giunto tardi, è un lavoro che dovrei incendiare nel 2012, come ha detto, però mica corso non su 2006. Abbiamo incendiato tardi, 2012. Dunque, San Francesco non l'ha mica conosciuta, e qui di un registramento fatto da Maurice Acquaviva, che era un fratello di Nando Acquaviva, che era un zio di Battista Acquaviva, che canta. E si trova su internet, nella pagina Voce Comune, fatta dall'Auditorium di Vigno. E io ho inteso che era Francesca che cantava, non è nulla di Francesca, ma hanno detto in paese, lo sai, c'era Francesca che faceva le canzoni. E ha fatto questa canzone che Maurice Acquaviva ha riuscito a farla cantare perché era famosa, per un violo un brojo, che partito a 14 anni da Ostia a scuola di marina in Marsiglia. In Marsiglia già i parenti, ne parla. E Vilarede è una poesia in lui semplice, che non c'è mica fiore, c'è uso violo di Amagulombo, a sola cosa, e fa un paragone con un pullone, dice, c'è un pullone nuovo. Tutto il resto è di roba semplice, quelle che come va per mangiare, sai mangiare bene, quelle che ti dà la guai da bagni, so severin da marina, e vi la rete e tocca, perché, come diciamo sopra, se a poetessa non giustava, penso che saremmo in ammirazione di usare fa di un guido, di una poetessa. Invece di qui di un vento che ci tocca. C'è mica queste crampe, non so come si dice, questo baradoglio, questo baradoglio che ci impedisce di aiutare a un vento. E dunque la canzone è così, e ma fortuna di avere un verso di San Francesca. Dice così. A mattina di
genuli so severi, culum bondula marina, i genuli so cattivi, e la gela disciplina, che tu di un casale salvo, e obre gusere madina. E o non domando galloni, e ne avanzamenti, domando che tu ridorni, culioni sentimenti, per far piacere alla mamma, a tutti i do parenti. Allora considerate, oh quelle che si demande, ma lo più che mi dispiace, che tu ne badi la fame, e io ne so lontano, oh curombo per mandare. Io mi deghi tu, Marsegna, dell'angoscia e dell'affanni, e ti lascio un caricato a mia paruani, tata giana come lì, ti lavorano i bagni. Ecco. Mi face piacere di va campare questo verso, questa poesia, questa storia di famiglia che tocca con tu qualcosa di universale, dice quelle che si demame mi capiscerete, e l'altri forse più vorrei unire, dico che di lasciare andare a Violo a 14 anni in Marsiglia. Ecco. Se avete una domanda, qualcosa di più vi posso rispondere. Giustamente, di tutto ciò che ti hai raccolto, quale sarebbe la piazza di Roma? La piazza di Roma, allora, ne parlo dell'introito, si sa che c'è un tipo di canto, un genere di canto che è o giarato, qui si già baddato, mi pare, o giarato per i morti, o oggi, noi o giarato, in coscia. O giarato è uno sono appena specialisti, dunque, allora ci sono chi, e questa che dice c'è assai gente nel paese, in più non sono mica andolimo, ci sono chi hanno cantato una volta quando hanno perso fratello o come tipo, ma non tese. Poi ci sono chi facevano come lo diciamo ora, che abbiamo parlato, che il marito Yoga, questa qui, faceva appena per tutti in paese, quando c'era un morto si lampava e improvisava, c'era un'altra, Francesca Maria Luisone, che abbiamo conosciuto, ma bon, alla fine non c'era più e non abbiamo inteso questa canzone e poi non abbiamo nulla. E dunque, e loro già cantavano per questo. Dopo facevano assai delle lezioni. Angelo Santucci mi ha detto a mamma, a zia, quando c'erano le lezioni in casa, si campavano, facevano canzoni, c'era Cicculera, Inù, di queste qui non abbiamo nulla, c'era Luigi Varone, un'altra di due libri non abbiamo nulla, una valladera in nulla. Ma si ricorda una famiglia, non parlavano anche ai idee, ha detto ma dopo ce ne siamo scordati, ai figlioli, ai nipoti. Dunque, qui è un fatto per poesia, e poi in più in corsa c'era qualche donna che faceva di me rispondere. Allora c'è Lola, maestra, c'è due libri, faceva di me rispondere con la sorella. Peccato non è mica famiglia di sorella, non è mica di nudo, ma facevano di me rispondere tra di elle. Allora, cioè di che assai coscienti cantavano assai il paese, certe volte in casa, non si mostravano mica tanto alla santa. Ce n'era qualcuno, ma mica come Luzin che conta un affare che mi ha trasmesso di Viancé, che un anno c'era un concorso di poesie e dico un paesano e un paesano mi digale, un paesano, così, che ha vinto il concorso e Pampagiolo è finito terzo, mi pare. E i 5 non erano mica contenti, ce n'è stato mi pare una quarantina che sono collati in Italia, 40 poeti,
c'era un uomo di Nando e Morissa qua viva, che aveva 14 anni, o più giovane, o 12 anni, e hanno fatto una ballata per dire i bue di Simonoi. Per 5 non avevano mica fatto così. Dunque per questo che anche sia in paese o in cantone, certo hanno scoperto che c'era tanti bui. Erano capaci prima, ma forse non si impegnavano mica, perché non erano onda, ma in paese c'era assai di facevano di caffè, c'era assai di caffè in corsa d'anno. E per questo che forse Elone, forse anche a Stro cantavano, ma in corsa c'erano Elone assai che cantavano. Comunque ce n'è una ventina qui, ce n'è 20-25. Penso che, bon, si dipendia di un carattere, ma certo hanno coraggio a cantare così. Poi c'è un affare interessante, penso che ha trascritto, ha fatto lo sforzo di non da mica solo a poesia, ma tutti i commenti di a poetessa, che era giustamente Madò, Vesperini, a Viola, di quella che ha cantato la canzone. Madò mi ha spiegato, ha scritto tutto, l'ha filmata, ha scritto tutto, che un anno a Bussuda Baviera e Gerardo, in Pigna, e c'era un omaggio a Rosignolo, mi ha detto, ha cantato prima, permettete che una poi si principiava prima. Un problema che dopo, subito, è diventato un soggetto di odiare rispondere. E tanto non andava mica, ha detto, perché era noi da pena, e bon, parlavano appena, sia più bella, bene canta a me, tutto il mondo la volia, e la volia cantare con l'uomo, e una famiglia all'uomo non andava mica. Ha detto, bon, c'era anche mio marito, bon, non era mica troppo fiera. E dopo cercava sorte, diceva ai sovrati, canta tu, che io non ho abbastanza. E finisce dicendo, quando cantano gli ali si dà noialline. Ha detto, dopo mi chiamano noialina. Ma ricordo più alla Dasana, cioè che ripete un minuto forse, perché a cerchi. Quando cantano Leone, e quando cantano gli ali si dà noialline. Ha detto, da sortire da fare, perché bon, non ci sortirà più, sennò. E c'è questo appena un problema, cioè arrivate ai soggetti di me rispondi, stimboleto tra Elone e l'uomo, che forse andava male, ma Elone tra di ele, so che ballavano in paese, Elone ballavano tra di ele in corsa, Lola ha detto io, ballavano, l'astre, Elone tra di ele. Pare che anche l'uomo, a un certo momento, a Santa ballavano tra di ele. Questa mi ha detto Gian Andrea qua viva. Ha detto, hai visto l'uomo ballare insieme a Santa, che si gugliano mica. Dunque c'è qualcosa a riflettere qui, ma penso che Elone sono messo in valore nel libro. Di bene, soprattutto, Bugiarati fatti da l'uomo ce n'era poche mica. Ce n'era uno, paese, su Giccone, giochi faceva i Bugiarati, ma se no, non pas giorno mi pare in Lozia e aveva tutto fratello. Ma è raro. Ça gli ho risposto. Ma c'è una ricerca a fare. Cioè, più in conto il carattere della persona, l'usi e tutto questo, tutto paese del paese. C'è Leone, Majorana, Maestracci, si metteva al balcone e non parla esovallate per le elezioni. Non te balcone, si metteva al balcone, ce la fa là. Non è mica la stessa fare di fare poesia in casa. Dunque c'è una diversità di quello che è interessante, mi pare. Anche quando trovo poesia, hanno sempre qualcosa di particolare. On parla assai questa diversità, invece che certe volte si può pensare che la poesia è sempre, si va sempre in questa maniera. C'è un'altra questione, mi pare? E a me mi farebbe piacere di stare sempre una poesia con un fatto di Tigrini. Tigrini. Allora, andate pure a YouTube, mettete Silosi, un paese qua, un paese. E c'è un contrasto che mi va un tour che dura 16 minuti, e c'è qui. E poi c'è una pagina Facebook, mettete il titolo del libro, musica che parte da gauche, e c'è la roba, ci sono i fondi, c'è, ma da mettere assai di più, un materiale. Quando parlo con la gente che mi dice mamma mi ha fatto questa ballata, o un'altra che ha fatto questo, di quelle pagine, di una pagina pubblica, non è mica bisogno di essere scritto da Facebook. E qui dunque c'è lei e poi YouTube c'è un contrasto, sarebbe appena lungo a leggere.
Abbiamo messo anche, ci sono le cose, è arrivata una poesia che non ho fatto quando abbiamo mangiato dell'eluga una cantina in corti, regolava con due paesani, per anziani, e aggiungiamo una levra, si chiama Rocca Minanda, e una amica ho vissuto piantare per pigliarla, per cucinare la roba, per mangiare. Mi hanno fatto una gommeria e hanno parlato una settimana dopo, ho detto allora sto a fare una farone. Ho fatto la poesia, gli faccio parlare tra me due, dicendo che io sono un assassino di mica ho vissuto piantare e che hanno mangiato un po' con lei. E mi ha fatto la risposta, ma la mia amica Ada a tempo per essere un libro. Dunque è sortito un libro e ho visto che ha risposto che se hai conosciuto la guerra va piantato, a fare canosenso veramente, rispondeva, dice poi se era dei famiglie come tu dici, qua su era piantato donna, e c'è soprattutto un senso, mica per fare una poesia, ma rispondeva, e questa l'abbiamo messa in questa pagina Facebook che vedi, c'è la risposta. Se una possibilità, abbiamo parlato con l'editore, Alain Piazzolla, se una possibilità di stampare donna, tanto metterà anche questa risposta. Sarebbe appena lungo di dire un mi rispondi qui, è lungo da fare. Ma un buon esempio, non YouTube. Metti down con Stefano Manciolelli e Luca Lugiani.